Fotogrammi di una Treviso che non c'è più sfilano nello sfondo di una maschera che è il simbolo di un'epoca, di una città. Lacrima al secolo Arturo Malossi ricorda la spensieratezza del veglioncino dei bambini al comunale quando non c'era tecnologia a isolare le giovani generazioni. Ricorderemo questo personaggio nella nuova puntata di 40 e con lui ripercorreremo le vicende del teatro comunale dalle dimissioni del suo più grande sostenitore, il senatore Mazzarolli, alla protesta in mutande dell'orchestra sciolta nel dissolversi di una struttura che non era più a norma e che per questo non poteva essere riaperta. Vicende di ieri per suggerire il domani di questa istituzione che a breve aprirà un nuovo capitolo della sua storia. Così come per il Parco della Storga che rivedremo quando era centro di cura dell'allora ospedale psichiatrico. E ancora ritroveremo un volto televisivo che ad antenna mosse i suoi primi passi che l'hanno portata al suo quotidiano dall'altra parte del globo, in quel mondo sfavillante ma tremendo di Hollywood e dell'America sconfinata. Tutto questo e molto altro stasera dalle 21:15 su Antenna 3 con 40, una storia di tutti, tutti in una storia.